Ieri accade, non darmi le immagini, una situazione al Bronx. Mi chiamano, persona che io conosco, 50 persone, 50 giovani si stanno affrontando con spranghe di ferro e con bastoni. Arrivano poi le forze dell'ordine, spariscono. La notizia quindi c'è. Ti dicono negli ambienti che dovrebbero informarti che non è una cavolata, è un 4 o 5 ragazzi, siamo arrivati subito. Ma de che? Ma de che? Ore 15:15, nella zona dell'INPS a Pordenone si percepiscono benissimo ieri delle urla, un vociare insistente. Le persone che lavorano all'INPS si affacciano e notano una ventina di giovani tra i 17 e i 20 anni, italiani e non, che sostano in piazza, in quella piazza appunto antistante la sede di Un'Industria a Pordenone, che tra l'altro Un'Industria ha anche delle telecamere esterne. Se le telecamere funzionassero si avrebbe la testimonianza perfetta. Questo che vi racconto mi è stato detto dalla testimone oculare che ha verbalizzato con le forze dell'ordine. Bene, 20 giovani stanno sostando, visto che non 4 o 5, altri 10 giovani, 9 uomini e una donna, idioma dell'est, stanno arrivando dalla parte opposta. Un altro gruppo di una decina di giovani e di ragazze stanno arrivando dalla parte opposta all'altra. Alla fine una cinquantina di ragazzi e di persone con spranghe, alcuni di loro in ferro, e bastoni. Parte la telefonata alle forze dell'ordine, chiamata al 113, e allora, ecco, guarda qua a che ora è partita la telefonata al 113, 15:22. 15:22 parte la prima telefonata al 113. Il 113 passa la telefonata al 112 per competenza. Tutto inizia alle 15:15 e noi abbiamo la schermata della telefonata da cui è partita appunto l'allarme. Tanto per dirvi se è vero o falso quello che noi raccontiamo, perché poi ti girano le balottas e allora devi essere chiaro. Ecco qui le prove. A quel punto ci sono delle persone dell'INPS, donne e un uomo, che scendono perché hanno le auto parcheggiate in quella zona e hanno paura che tutto questo provochi, quello che mi sta immagine qua, provochino dei danni alle vetture. I ragazzi sono chiari, spranghe in ferro, bastoni e via discorrendo. Italiani, idioma dell'est, dicevo, pare albanese, pakistani, insomma una lingua non italiana. Le persone adulte cercano in qualche modo di raggiungere due donne, le auto parcheggiate, e questi ragazzi dicono è meglio che non scenda per il suo bene nella zona del parcheggio. Parte una seconda telefonata ai carabinieri in questa occasione. Sono le 15:22 la prima, dopo qualche secondo parte quell'altra. A quel punto una persona tenta di andare a prendere la macchina, la ricacciano via questi giovani, che sono una cinquantina, non 7-8, una cinquantina. Cominciano a dialogare queste persone adulte e questi ragazzi li mandano addirittura a quel paese, una dice chiamo i carabinieri, figurati se i carabinieri arrivano, c'è insomma un batti e ribatti fino a che arriva una persona e dice ragazzi stanno arrivando i carabinieri. A quel punto, boom, spariscono correndo chi verso il parcheggio Marcolin, chi verso l'altra zona del parcheggino, quello di Viale Gorizia, spariscono. Una delle testimoni a questo punto dice vabbè, non sono più arrivati,
va a timbrare il cartellino e esce per raggiungere la stazione. Sono le 16:05, la telefonata è partita alle 15:22, alle 16:05 arrivano in forze le forze dell'ordine, che le vediamo quando tutti se ne erano andati. E queste sono le immagini, perché io ho i delatori e quindi mi arrivano, cosa posso farci? Arriva allora la volante della polizia con 2 vetture, poi vediamo i carabinieri, c'è anche una auto della polizia municipale, ma dei 50 nemmeno l'ombra, nemmeno l'ombra. Allora io capisco che le forze siano sempre più in diminuzione, capisco, ecco qua la prima vettura della polizia che sta guardando, sta arrivando al Bronx, nemmeno l'ombra, sono passati insomma 40 minuti, figuriamoci. C'è un'altra volante della questura, anche queste sono immagini raccolte dai miei delatori, attenzione, la macchina dei carabinieri, ma dei giovani nemmeno l'ombra. Ridammi per cortesia la chiamata, perché sapete, a me dà fastidio quando qualcuno poi vuol fare il furbino. Chiamata partita alle 15:22. La signora in questione, la testimone oculare, alle 16:05 sta per recarsi alla stazione e vede questi carabinieri, 2 carabinieri, 4 poliziotti e una donna della polizia municipale che le si avvicina e chiedono cosa è accaduto e lei spiega quello che sto dicendo io questa sera e che avevo detto ieri. A quel punto c'è anche la battuta: ma signora, perché non ha fatto le fotografie? No, dico, un cittadino si mette davanti alle spranghe di ferro a fare, scusa un attimo, Beppo, mettiti lì in posa che devo fare le foto per denunciarti. Ma io dico, ma faranno dei corsi specializzati a queste persone? Cioè, ma dove siamo? Poi trovo l'onorevole Pinco Pallo di Scelta Civica, come si chiama, Librandi, che dice: se vi arriva il ladro in casa non dovete sparare, chiamate le forze dell'ordine. Ho capito. 15:22 alle 16:05. Con questo non voglio dire che la polizia, i carabinieri, che io rispetto ragazzi, perché forse sono l'unico, però non sottovalutiamo le cose, perché se volete mettere la polvere sotto il tappeto avete sbagliato persona, perché io vi incalzerò minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Voi e chi tenta ovviamente di minimizzare, perché se la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco non danno la notizia, è inutile scrivere. Questo è il nuovo giornalismo, invece io sono col giornalismo d'inchiesta, mi fido più delle persone che poi diventano testimoni oculari. Ma può accadere, Raffaele Padrone, vice segretario di UGL Polizia? Ben ritrovati, può accadere, come accade, è accaduto, ma questo... E io sa che ho sempre l'asso nella manica. Eccola. Caro direttore, quando da questi studi io dicevo, e circa qualche anno fa, perché ormai con lei ci vediamo in puntata fissa dal 2008, qualche anno fa, quando qualche scienziato, alto dirigente di Pordenone ha voluto, nella veste poi chiaramente degli ordini del Dipartimento di Polizia, e quindi del nostro Dipartimento della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno, ha voluto dividere le città per zone. Ma vi pare possibile, e adesso sta rifacendo la stessa cazzata, col numero unico? Perché dopo vi spiego come funziona il numero unico del 112 europeo. A Roma hanno già dei problemi col numero unico, perché voi fate il 112, arriva una centrale operativa che sceglie la zona e individua la zona dell'auto più veloce in quel posto, pensa alla tipologia di reato e la inserisce all'autovettura. Quindi una perdita di tempo disumana in una città come Roma che una volta aveva tante macchine, ma almeno c'ha dei commissariati. Vi pare possibile che una città di Pordenone venga divisa per zona? Ecco lì il risultato. Lei chiama il 113,
la telefonata arriva all'operatore, risponde immediatamente perché tanto ci possono essere le prove, come abbiamo sentito dal suo servizio prima. Sì, perché io sono molto arrabbiato su quell'episodio perché siamo andati di mezzo ui e lei, perché lei come giornalista è stato ascoltato, direttore, però sa, io qua sono in veste sindacale ma sono sempre un po' un appartenente della Polizia di Stato, siamo finite, sì, parlo della pugilessa ma non volevo, volevo concludere, no, volevo concludere il discorso di prima, e quindi vi pare possibile che a Pordenone si sia divisa la città in 3 zone per avere le 2 macchine polizia e carabinieri? Cioè, se il collega avesse avuto l'autorizzazione a mandare la macchina alle 15:25, perché visto che la macchina deve fare il giro, alle 15:30 sarebbe sul posto, no? Su questo non c'è più. Grazie. Ma per il discorso invece della pugilessa, direttore, guardi, io non so perché, però utilizzare e ridicolarizzare la Polizia di Stato di Pordenone per le sue cose che a me non interessano, non andrà a dirlo al giudice perché si è inventata quelle cose, ma è possibile? No, mi scusi un attimo. Perché lei quel giorno mi ha chiesto, padrone, ma come mai viene portato? Padrone, lasci perdere, chiudiamo, mi dà fastidio. Tiriamo giù, ma lei pensi che una può dire mi hanno aggredita, io mi sono difesa e li ho stesi, ma una che dice mi hanno aggredita, li ho stesi, poi è arrivata la polizia. Voleva arrestare me invece di loro, ho detto. Scusi, arriva la polizia, volevano portare me in questura, così ha scritto, sono 2 le cose, e mi fermo qua. Io non so quella sera, ma mi voglio, per carità, fermarmi qua. Meno sangria, magari, certo. O forse anche qualcos'altro. Mi raccomando perché fa male. Cibo ancora inscatolato di quello che viene dato